Non era la prima volta che Lilia si rivolgeva alle forze dell'ordine per segnalare il compagno. La 41enne lo aveva già denunciato 2 volte, 2 denunce poi ritirate, liti violente che la Moldava subiva in silenzio fino a ieri notte quando la situazione è precipitata. A sentire le urla strazianti della donna brutalmente pugnalata dal compagno dei vicini di casa. Abbiamo sentito delle urla folli, iniziate dal nulla e finite nel nulla. Verso che ora? Mezzanotte e 40, mezzanotte e 35, mezzanotte e 40. E poi abbiamo chiamato i carabinieri. Se voi avete sentito queste urla, no? Mhm. Avevate anche individuato da dove provenivano? Da sotto a sotto, noi. però sapere quale, infatti noi non sapevamo in quale appartamento. Noi abbiamo chiamato i carabinieri dicendo sentiamo delle urla da sotto, ma non sappiamo da dove. Sono venuti da noi, ci hanno chiesto cosa abbiamo sentito, queste cose qua. Hanno parlato con i signori sotto a noi che non sapevano nulla e dopo noi siamo tornati a dormire, cioè non abbiamo mai pensato che Non avete potesse essere una cosa immaginato? del genere, cioè le urlano forti ma uno non pensa a queste cose qua, cioè, no. Solo dopo alcune ore l'uomo ha chiamato i militari costituendosi. La coppia era totalmente sconosciuta ai servizi sociali del comune. Lilia si era confidata solo con le amiche, solo a loro aveva raccontato i problemi che aveva con il compagno violento e geloso. Lilia da quell'uomo voleva allontanarsi, ci provava, visto che il loro rapporto stava peggiorando di giorno in giorno, nonostante le promesse di un cambiamento, nonostante lei avesse ritirato le denunce. Forse Lilia gli aveva detto che lo voleva lasciare, poi l'aggressione in piena notte. Il bambino di 4 anni che era in casa con ogni probabilità andrà a stabilirsi dai nonni in Moldavia. Ora gli amici stanno raccogliendo fondi per cercare di riportare la salma della donna in patria. Margherita e Gigli in omaggio a Lilia Patraniel sono gli amici e i vicini di casa ad averli posati nella terrazza dell'appartamento dove è avvenuto l'omicidio, un modo per dimostrare il loro affetto alla donna. La comunità resta sotto shock. Alla sagra del quartiere hanno deciso di appendere un cartello contro la violenza alle donne. È stata una notizia che ci ha colpito tantissimo e abbiamo pensato di lanciare un messaggio che tutti quanti condividiamo contro la violenza sulle donne.